Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura tragedia a Lampedusa, dove un ragazzo di 20 anni ha perso la vita dopo lo schianto fatale con lo scooter contro una palma. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. Scoperto un vero e proprio arsenale nascosto in un casolare a Mistretta, i carabinieri hanno sequestrato 13 granate da mortaio, oltre 1800 munizioni e diverso materiale esplosivo, arrestando un uomo di 37 anni. Le armi sono state messe in sicurezza dagli artificieri mentre proseguono le indagini sulla loro provenienza e destinazione. Paura a Enna Bassa per un vasto incendio che ha minacciato anche l'ospedale Umberto I. Le fiamme, alimentate dal vento e dalle alte temperature, hanno richiesto un massiccio intervento di vigili del fuoco e protezione civile per evitare che il rogo raggiungesse la struttura sanitaria. Denunciato un presunto piromane a Palermo, l'uomo è stato sorpreso mentre appiccava il fuoco a una zona verde del quartiere Zen. Determinante l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno evitato conseguenze più gravi in una giornata caratterizzata dall'elevato rischio incendi. E in chiusura continua l'ondata di calore in Sicilia anche nelle prossime ore. Il Ministero della Salute conferma il bollino rosso in diverse città dell'isola, con temperature che supereranno i 38 gradi. Le autorità raccomandano di limitare l'esposizione al sole nelle ore più calde e di prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento lunedì alle 13:30. Buona serata.